Antonino, ma tu già sai leggere così piccolino? Sì. Ma vuoi leggere tutto quanto o ci facciamo aiutare un po' da mamma? Non so. Ci facciamo aiutare un po' da mamma, che dici, perché è un po' lungo. Allora, io leggo. Adesso conosciamo un altro pirata. Ok. Una sera, lungo una strada di Napoli, una ragazzina povera, di nome Elvira, camminava sola e triste, perché avrebbe voluto un po' di compagnia. Tanta gente si trovava nella stessa strada e non la degnava neanche in un piccolo sguardo. Fu sempre più sera ed entrò in una strada buia, dove c'erano persone cattive e lei aveva paura. Poco più avanti vi era un uomo povero, di nome Jonathan, seduto su un muretto a bere una bottiglia di vino, mentre guardava la foto dell'amico del cuore, Massimo, e parlava con la fotografia dicendogli: Oh, caro amico, spero davvero che stai bene, che almeno tu abbia avuto fortuna, mentre io faccio il mendicante. Bei tempi quando eravamo pirati, anche se il nostro perfido capitano ci obbligava a lavorare di molto. Avevo la tua compagnia che mi rendeva felice. E vabbè, è andata così. Scese dal muretto ed iniziò a camminare